celebriamo la nostra azione eucaristica, il canto numero 100. Nel nome del Padre, del Figlio, sia con tutti voi, fratelli e sorelle. Oggi, domenica di Pasqua, celebriamo la festa del buon. In questa domenica la Chiesa era il Signore Gesù, che con la sua risurrezione, con la sua Pasqua, ci ha liberati dal peccato, anche liberati dalla paura, e ci ha dato la nuova per celebrare la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio nostro Padre, che in Cristo buon pastore ti prendi cura della nostra infermità, donaci di ascoltare oggi la sua voce, perché riuniti un solo gregge, di essere tuoi figli, per il nostro Signore
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, oggi veniamo a interrogarvi sul beneficio dato a un fermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato. A tutti voi e a tutto il popolo di Gesù, che voi Dio da innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. Dai costruttori e di d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nel Signore che confidare nei potenti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto sempre. La mia salvezza era scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo, sei il mio Dio e ti esalto. Rendete Signore perché il suo amore per sempre. Era di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale gradato per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Però il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui. Noi abbiamo ancora per mani così Dio. Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore
deve dire il lupo abbandona le pecore. Le pecore conoscono me come il Padre conosce me, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelli io devo guidare. Ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do per me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. È parola del Signore. Fratelli, sorelle, Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, oggi si propone la parabola che conosciamo, parabola del buon pastore, ed è per questa ragione che la domenica che stiamo celebrando porta il nome di Domenica del Buon Pastore. Gesù vedere se ha visto molto presente nella Bibbia e molto cara anche all'antichità. Noi no, noi l'abbiamo persa. Dai che vediamo una pecora per strada, ormai sono proprio per questa ragione si ha presente. Io sono il cuore e la finalità di questa domenica è preparare la bontà del Signore e ringrazio per averci donato un Messia realmente buon, che ha dato la vita per noi, per la nostra salvezza. Gesù nella economia di Dio e quindi per ciò che riguarda la nostra storia umana occupa un posto unico, singolarissimo. Gesù è la guida spirituale che Dio ha affidato all'umanità, è il Salvatore, è il Messia inviato dal Padre. In Gesù l'uomo trova la salvezza di cui trova la ragione di vivere, trova anche il futuro che cerca. Un mondo senza Gesù sarebbe terribilmente povero, senza di Lui, come buon compagno di viaggio, come Messia Salvatore. Nella prima lettura abbiamo sentito Pietro che dichiara di fronte a tutto Israele questo Gesetra che è stata scartata dai costoi, rivolta ai grandi di Israele, la pietra d'angolo, in nessun altro. Non vi è infatti nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati.
ragion d'essere come Messia, è la nostra salvezza. Lui è venuto per occuparsi di noi, per salvarci. Si è immerso nella nostra povertà, appunto per meritarci quello che avevamo bisogno, per regalarci la vita nuova di Dio con la sua morte e risurrezione. Lui è venuto a rivelarci poi il Padre e a ricordarci la nostra identità, figli di Dio, rinati a vita nuova con il battesimo nella sua Pasqua. E questa è la grande verità della nostra fede. Siamo figli di Dio. Sembrano parole di poco peso, ma è una cosa grandiosa. Siamo figli di Dio, amati dal Padre ed eredi naturalmente delle sue promesse. Gesù è il buon pastore che si occupa di noi e ci indica il cammino della salvezza. Diverso è il comportamento del mercenario. Il mercenario non è pastore. A lui non interessano le pecore. Quando arriva il lupo scappa perché ha più paura lui delle pecore. Ma Dio non è mercenario con nessuno di noi. Ciascuno di noi gli è importante. Perché? Perché Dio ci vuol bene. È una verità che ci scappa di mano, ma è una cosa grande. Dio ci vuole bene. Miei fratelli, proviamo per un momento, in termini personali. Dio si occupa davvero di me. Dio ha cura della mia persona, della mia unicità, dei miei risultati, delle mie sconfitte. Io gli interesso perché Lui mi ama. Questa verità stupenda, questa certezza di fede, naturalmente dovremmo ricordarla soprattutto in certi momenti, quando abbiamo l'impressione di vivere soli, abbandonati. E quello è il momento, dovremmo aprire gli occhi e cerchiamo qualcuno che ci venga accanto con cuore amico per ricordarci che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo bisogno di volerci bene. Inoltre Gesù è buon pastore perché conosce le sue pecore e conosce tutte le nostre necessità. Non si tratta di una conoscenza parziale, generica, approssimativa, no. Lui ci conosce singolarmente. Voi mi domanderete, ma chi ci dice tutto questo? Ce lo dice Gesù, ci assicura che il Padre ci vuole bene. E questo è il modo di conoscere di Dio, questo conoscere personalmente ciascuno di noi, ed è questo il modo di amare di Dio con lo stesso amore di comunione che c'è tra il Padre e il Figlio. È Giovanni che dice così. Gesù ama tutti noi. Siamo nelle mani di Dio Padre e sono mani di uno che ci ama. Non siamo figli del caos, come stupidamente pensa qualcuno.
nelle mani di una logica rigorosa e possiamo aggiungere che ci vuole bene. Ci sono però, dice ancora Gesù, altre pecore che hanno bisogno di essere raggiunte, quelle dovranno far parte dell'unico vile, ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Perché? Perché Gesù guarda lontano. Gesù guarda lontano perché c'è una salvezza per tutti, voluta dal Padre. E allora, ecco la conclusione, miei fratelli. Oggi, questa domenica del Buon Pastore, la Chiesa ha di fronte due grandi intenzioni. La prima è una intenzione missionaria ed ecumenica, cioè la Chiesa ricorda e intende riflettere sulla realizzazione del desiderio di Gesù che si faccia della famiglia umana una sola, un solo gregge con un solo pastore. La seconda intenzione è pregare per le vocazioni di particolare consacrazione. Ricorre oggi la 61esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sacerdotali, religiose e diaconali, e aggiunge per quanti vivono nella Chiesa, alla maniera, alle volte anche in maniera non nata, la loro vocazione di servizio ai fratelli. La Chiesa ha bisogno di questi consacrati. Gesù vuole che chiediamo l'aiuto del Padre perché la messa è molta, il bisogno è grande, gli operai sempre meno. E allora ecco l'invito della Chiesa e anche quello di Gesù. Preghiamo perché il Padrone non ci abbandoni, perché il Padrone aumenti gli operai della sua messe. Facciamo la professione, simbolo battesimale della Chiesa di Roma. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro, quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, discese agli inferi in terra, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, con la fiducia dei figli apriamo il nostro cuore al Padre e presentiamo la nostra preghiera dicendo: Padre di misericordia, ascoltaci. Per la Chiesa, dona ai pastori l'amore per il gregge loro affidato e a ogni membro del gregge l'amore per i pastori da te scelti. Sii
sia questo scambio d'amore luce per il mondo. Preghiamo. Per quanti il Signore chiama a una speciale vocazione, corrispondano al dono dello Spirito con una vita di servizio amorevole al suo popolo. Preghiamo. Responsabili della politica, dell'informazione, illuminare dal Vangelo e apprendano che solo il servizio del bene comune genera vita e comunione. Preghiamo. Per le vittime dei mercenari e degli sfruttatori, dona ad esse la tua consolazione e libera noi dall'indifferenza e dalla paura, affinché diventiamo i tuoi strumenti per lenire le loro sofferenze. Preghiamo. Per la nostra comunità eucaristica, segnaci per gli altri e sostegno nella condivisione e nella custodia reciproca nell'amore. Preghiamo. Padre buono, insegnaci ad essere gli uni per gli altri, guida e sostegno nella condivisione e nella custodia reciproca nella Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili pettini accoglici, o Signore, e sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, sia immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, immolato
angeli santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada, diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre,